prenotazioni per la terza dose del vaccino del Covid agli over 40, in un'ora quasi 11.000 richieste, può essere effettuata da chi è vaccinato da almeno 180 giorni. Le ruspe e taglialegna questa mattina sono arretrate dopo la protesta degli attivisti, ma presto torneranno all'opera sugli argini del Torre a Pevia di Udine per l'esbosco delle sponde, a farlo sapere l'assessore Scoccimarro. Diffamò l'ex governatrice Deborah Serracchiani tramite un post su Facebook. Il farmacista di Palmanova Alberto Morandini condannato a 1.000 euro di multa. Dall'agroalimentare il marchio Io Sono Friuli Venezia Giulia si estende a tutte le eccellenze della regione, 200 le aziende che hanno aderito nel primo anno, oggi il convegno Udine per fare il punto. Udinese in campo questa sera a Torino nel posticipo della 13ª giornata, bianconeri e Granata appaiati a 14 punti, sono in cerca di rilancio in classifica, Gotti confida sempre in Beto Delufeu. Buonasera, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Al via oggi le prenotazioni della terza dose di vaccino contro il Covid per i quarantenni e si sono effettuate più di 11.000 in un'ora. Per fissare l'appuntamento si possono utilizzare call center, CUP, farmacie e web app. Dalle 14 di oggi sono partite le prenotazioni per la vaccinazione della dose booster contro il virus SARS-CoV-2 per chi ha più di 40 anni di età, utilizzando call center, CUP, farmacie e web app. La dose di richiamo può essere effettuata da chi è vaccinato da almeno 180 giorni, indipendentemente dal tipo di vaccino somministrato nel ciclo primario. È ritenuta essenziale, soprattutto per coloro che appartengono a categorie a rischio come gli ultrasessantenni, portatori di patologie croniche, che determinano fragilità e operatori sanitari, ed è raccomandata per tutti coloro che abbiano o abbiano superato i 40 anni di età. A chi è stato vaccinato con Pfizer o Moderna sarà somministrato lo stesso vaccino ricevuto nel ciclo primario, mentre nel caso di vaccinazione con AstraZeneca o Johnson sarà utilizzato indifferentemente uno dei due vaccini a mRNA. Le persone vaccinate all'estero con i farmaci non autorizzati da EMA a partire dai 12 anni d'età possono completare il ciclo con un richiamo o un ciclo completo con un vaccino a mRNA ed è indispensabile che portino con sé al centro vaccinale il certificato di vaccinazione estero. E alle 15 di oggi le richieste per la terza dose di vaccino anti-Covid sono state quasi 11.000, delle quali circa 5.700 per la fascia compresa tra i 40 e i 60 anni di età. In particolare, spiega il vicegovernatore Riccardo Riccardi, le prenotazioni odierne di vaccini anti-Covid hanno raggiunto quota 11.389, di cui 603 per l'inoculazione della prima dose. Le rimanenti 10.786 richieste invece hanno a che fare con la terza dose. Di queste ultime, aggiunge il vicegovernatore, nella giornata odierna sono state registrate 1.932 richieste per la fascia 40-49 anni, mentre tra i 50 e i 59 anni le prenotazioni sono state 3.696 per un totale di 5.628 unità. Ed ora andiamo a vedere i dati della pandemia, con 8 le persone morte con Covid nelle ultime 24 ore nella nostra regione, un 90enne, un 89enne, un 88enne di Trieste, un 63enne di San Doligo della Valle, un 89enne di Cormons, un 89enne di San Daniele del Friuli, un 84enne di Porcia e un uomo di 82 anni di Caneva. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 26 e 223 quelli accolti in altri reparti, 298 i nuovi contagi, da quasi 5.900 test rapidi antigenici, da 2.871 tamponi molecolari, 6 i contagi tra i dipendenti delle aziende sanitarie, 7 tra gli ospiti delle case di riposo e un caso infine tra gli operatori delle strutture, oltre 5.880 le persone in isolamento.
È scattato a mezzanotte in Austria il quarto lockdown dall'inizio della pandemia. È il primo paese dell'Europa occidentale a ripristinarlo. Il lockdown generale durerà fino al 12 dicembre, dopo che il numero dei morti con Covid è triplicato nelle ultime settimane. Dal 1 febbraio poi saranno rese obbligatorie le vaccinazioni contro il Covid-19. Le autorità hanno ordinato ai residenti di rimanere a casa per tutti i motivi, tranne quelli essenziali, tra cui lavoro, sport all'aperto e spesa per il cibo, misure che riguardano tutti i cittadini, anche coloro che si sono vaccinati, circa il 66% della popolazione, uno dei tassi più bassi dell'Europa occidentale. Il 12 dicembre la vita sociale riprenderà solo per i vaccinati e guariti, mentre il lockdown proseguirà per i non immunizzati. Sarà possibile sciare, ma solo per i vaccinati e i guariti dal Covid, che comunque dovranno indossare la mascherina FFP2 sugli impianti di risalita. Le scuole rimangono aperte, ma i genitori che avessero la possibilità di seguire i figli a casa possono farlo. Le misure messe in campo dal governo austriaco hanno convinto a vaccinarsi alcuni indecisi, sono create code davanti agli hub vaccinali. Non si placano invece le proteste dei Novax, che manifestano contro i provvedimenti del governo e soprattutto contro l'obbligo del vaccino. Lavoravano senza Green Pass in un supermercato di Trieste, scoperte dalla Polizia di Stato, sono state sanzionate, dovranno pagare tra i 600 e i 1.500 euro, a finire nei guai 2 cassiere e anche il loro titolare. Versa in gravissime condizioni un operaio che intorno alle 15:30 di oggi, mentre lavorava nella zona dei cantieri a Monfalcone, è stato colpito al volto da un fune d'acciaio. Subito soccorso dai colleghi, è stato trasportato in volo all'ospedale in codice rosso. Sul posto gli ispettori dell'azienda sanitaria e agenti della Polizia di Stato del commissariato di Monfalcone. Un infortunio sul lavoro si è verificato questa mattina attorno alle 11 a Povoletto, dove un operaio è rimasto incastrato con una mano tra il muletto e una lastra all'interno di un'azienda di via Roma. È stato trasportato subito all'ospedale di Udine. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Remanzacco. Il collegamento tra il parco del Cormora e il cuore della città pare essere una chimera e siamo così a Udine, l'area interessata dal progetto del comune che prevede la realizzazione di una pista ciclopedonale rimane di proprietà dell'esercito, ma il sindaco di Udine Fontanini non demorde e attende che il comune possa appropriarsi di un'altra area militare, la caserma di Prampero di piazza Primo Maggio, il cui personale potrebbe essere trasferito alla Spaccamela. Un progetto che per passare dalla carta alla sua realizzazione dovrà attendere a lungo, a meno che non ci sia una presa di posizione improvvisa da parte dell'autorità militare. È il collegamento del Parco del Cormora al cuore di Udine attraverso una ciclopedonale con tappa al Parco Moretti. Ma il primo cittadino non intende demordere. Stiamo parlando in pratica del poligono, di un poligono di tiro che non usano più i militari, ma è un'area ancora in mano all'esercito. Avevamo avuto anche disponibilità da alcuni ufficiali proprio che ci avevano segnalato questa situazione, però da Roma, probabilmente non so se conoscono bene le cose di Udine, ci hanno dato questa risposta, che l'esercito intende ancora utilizzare quest'area. Però noi non molliamo e continueremo a chiedere. Non è la prima volta che l'autorità preposta rinuncia ad aree militari, come nel caso della ex Osoppo, e ora l'amministrazione comunale è in attesa di ulteriori decisioni. Gira la voce che la caserma di Prampero, che si trova proprio in piazza Primo Maggio, potrebbe essere trasferita nella Spaccamela, che è sottoutilizzata, la caserma Spaccamela, e quindi cedere questa importante zona della città al comune per realizzare anche lì degli investimenti e quindi riappropriarci, tra virgolette, di questa parte della città. Sugli argini del Torre che proteggono Pavia di Udine per Coto da possibili piene torneranno presto le ruspe e taglialegna. Questa mattina i macchinari erano indietreggiati dopo la protesta portata avanti da alcuni cittadini e attivisti verdi contrari all'esbosco delle sponde del torrente. Il dietrofront delle ruspe è solo temporaneo. I lavori di esbosco sulla sponda del Torre nel tratto tra Pavia di Udine e Percoto proseguiranno. A spiegarlo a Telefriuli è stato l'assessore regionale all'ambiente Fabio Scoccimarro, dopo essersi consultato con gli uffici competenti. Le operazioni vengono svolte a rigore di norma, spiega il componente di giunta commentando l'intervento in fase di realizzazione che ha avuto un iter lungo 12 anni.
Mi è stata confermata l'approvazione del progetto da parte della Forestale e di tutti gli uffici competenti, compreso quello del paesaggio, ribadisce a Telefriuli l'assessore. Senza la manutenzione degli alvei argini, in caso di piena, gli alberi e gli arbusti rischiano di mettere in pericolo la vita umana e l'intero ecosistema, animali compresi, prosegue Scoccimarro. Ovviamente spiace che vengano tagliati degli alberi, ma ricordo che grazie ai 2 milioni di euro che ho predisposto in assestamento, ora oltre 10 comuni del Friuli Venezia Giulia potranno piantare centinaia di nuovi alberi per riqualificare o creare ex novo nuovi polmoni verdi. Il ripiegamento delle ruspe taglialegna e la rimozione del cartello del cantiere in corso d'opera sembravano lasciar presagire qualche speranza per la ventina di attivisti che questa mattina si erano ritrovati sul letto del torrente per chiedere di posticipare i lavori in attesa di nuove perizie. Al picchetto di cittadini ambientalisti sono almeno giunte le rassicurazioni del sindaco di Pavia di Udine Beppino Govetto, che ha spiegato chiederà alla regione di limitare al massimo l'intervento nell'area verde, habitat ricco di fauna selvatica dove proprio negli ultimi anni è stata immortalata la presenza di numerose specie selvatiche. In effetti quello che è successo nei primi giorni dei lavori ci fa riflettere sicuramente, perché insomma un disboscamento di queste dimensioni è chiaro che ti pone tanti interrogativi, no? C'è un problema, è chiaro che bisogna riuscire a conciliare, a far sì che questi lavori non vadano a ledere in maniera così pesante quello che è un habitat, quello che è un ecosistema che è importante, insomma. In vista di un periodo da sempre critico sul fronte dell'inquinamento atmosferico, 14 comuni della destra Tagliamento rilanciano il piano aria comunale per prevenire gli sforamenti del PM10 che per quanto riguarda Pordenone coincidono anche con le limitazioni al traffico in centro città. Si pensa anche a una forestazione urbana per limitare gli sforamenti. È stata rilanciata nel Friuli Occidentale la campagna di sensibilizzazione del piano aria comunale per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento atmosferico. Ad aderire al progetto sono 14 comuni dell'area pordenonese. Con lo slogan che aria tira laggiù, la campagna informativa di quest'anno mira a coinvolgere e sensibilizzare soprattutto le giovani generazioni. C'è un quasar, un piccolo personaggio, un fumetto, che spiega quali possono essere i comportamenti virtuosi che tutti noi possiamo adottare. Dai dati del Sole 24 Ore di Legambiente siamo purtroppo peggiorati. Questo dimostra che sì, c'è un problema del traffico, ma in realtà non lo è legato direttamente e che sicuramente il discorso delle polveri sottili riguarda soprattutto le emissioni in atmosfera da parte del riscaldamento, l'inquinamento che ci arriva sicuramente da Lombardia, Veneto. Dobbiamo mettere in atto tutta una serie di comportamenti. Per il futuro intanto si prospettano nuove proposte. Una riguarda la forestazione urbana. Dobbiamo creare una vera infrastruttura verde che sia sovracomunale, che vada pianificata e questo potrebbe farci intercettare ulteriori fondi perché un progetto di ampio respiro può sicuramente portare benefici a tutti. Una nuvola di gas sospetta lungo i binari ha messo in allarme questa mattina intorno alle 4 l'area ferroviaria di Tarvisio. Si è trattato di una perdita di gas da un carro cisterna di un convoglio proveniente dall'estero diretto in Italia centrale. Sul posto sono tenuti i vigili del fuoco di Tarvisio insieme alla polizia ferroviaria RFI. La perdita era di argon, un gas inerte che si congela a contatto con l'aria. Nessun pericolo quindi per l'incolumità delle persone. Il carro cisterna è stato spostato su binario morto nella stazione di Tarvisio Boscoverde per la localizzazione del punto della perdita e il successivo intervento di messa in sicurezza. È stata inaugurata oggi la nuova area di accoglienza dell'ospedale di San Vito al Tagliamento con prenotazioni centro prelievi. Ora l'attenzione si sposta sulle nomine dei primari attese da tempo come sollecitato dall'amministrazione comunale. All'ospedale di San Vito al Tagliamento è stata inaugurata la nuova area d'ingresso ed accoglienza, una zona al piano terra che mette insieme l'ufficio relazioni con il pubblico e il centro di prenotazione accanto ai prelievi. Sicuramente molto più moderno, accogliente di quello precedente. Con questo apriamo una nuova stagione che è quella di aprire tutte le attività per gli esterni in quest'ala nuova dell'ospedale. Nella riqualificazione la struttura è stata adeguata anche dal punto di vista antincendio e antisismico, una novità attesa dall'utenza. Siamo veramente molto soddisfatti. Noi siamo per il rafforzamento del capitale strutturale immobiliare, ma soprattutto per il capitale umano. Da tempo chiediamo
come amministrazione comunale, sia questa attuale ma anche quella precedente, degli sforzi per individuare i primari, perché a San Vito mancano dei primari che servono a rafforzare determinate aree, determinati servizi, ma siamo molto contenti che sia stato annunciato il concorso per il primario di radiologia. Noi continueremo a chiedere, anche magari in modo determinato, forse spigoloso, ma sicuramente sempre corretto, l'individuazione anche degli altri primari che mancano: chirurgia, ortopedia e soprattutto pediatria. 13 migranti sono stati rintracciati la scorsa notte dalla Polizia di Frontiera di Gorizia. Si tratta di 2 famiglie afghane con 6 minori, di 2 donne di nazionalità nepalese e una donna di nazionalità camerunense. Gli stranieri provenivano dalla Slovenia al termine di un lungo viaggio lungo la rotta balcanica. Le 2 famiglie afghane hanno raccontato di essere partite da Teheran nell'aprile 2021. La polizia ha fornito coperte termiche, diversi generi di conforto, poi il trasferimento al centro di accoglienza di Gradisca di Sonzo. Diffamò l'ex governatrice Deborah Serracchiani tramite un post su Facebook. Il farmacista di Palmanova Alberto Morandini è stato condannato a 1.000 euro di multa. Pubblicò un post offensivo contro Deborah Serracchiani, condannato per diffamazione. È costato caro al farmacista di Palmanova ed ex esponente della Lega, Alberto Morandini, un commento su Facebook pubblicato nell'ottobre 2019. Il professionista è stato riconosciuto colpevole dal giudice Mauro Qualizza del Tribunale di Udine, che gli ha inflitto 1.000 euro di multa. Tutto è cominciato il 21 ottobre di 2 anni fa, quando infuriava una polemica sull'accoglienza dei migranti in città, in particolar modo dopo che una minore era stata molestata da uno straniero nel capoluogo friulano. Il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, intervenne sul proprio profilo per contestare alcune dichiarazioni di Deborah Serracchiani sulla stampa locale. Allora Morandini pubblicò un commento al post di Fontanini sotto pseudonimo, nel quale invitava rudemente l'ex governatrice a intrattenere i migranti. Un commento non solo giudicato offensivo dall'esponente del PD, ma che costò a Morandini anche l'espulsione dal carroccio. Oltre alla multa, il Tribunale ha condannato il professionista palmarino al risarcimento del danno da quantificare in altra sede e alla confisca del profilo Facebook. Ancora un processo di diffamazione via Facebook, ma questa volta con l'esito favorevole per l'imputato. L'imprenditore Oscar Bacchilega è stato assolto perché dal giudice Paolo Lautieri del Tribunale di Udine e dall'accusa di diffamazione nei confronti dell'ex sindaco di San Daniele Paolo Menis il fatto non costituisce reato. Bacchilega era stato querelato dall'ex primo cittadino per un post pubblicato sulla piattaforma social nel 2018 durante la campagna elettorale per le comunali. Nel commento l'imprenditore aveva attaccato Menis utilizzando espressioni che mettevano in dubbio la correttezza morale e istituzionale a pochi mesi da una lunga battaglia legale da lui vinta contro il comune sul diritto di costruire nell'ex Palazzo Enel di San Daniele secondo determinate metrature. Durante il processo il difensore di Bacchilega, l'avvocato Denaura Bordantini, aveva invocato l'esimente del diritto di critica politica. La Guardia di Finanza ha sequestrato 82 tra giocattoli e peluche a tema manga durante la fiera del fumetto di Pordenone perché le istruzioni erano solo in giapponese e mancava la marcatura CE. Nei guai un imprenditore di Cesenatico. I giocattoli e i peluche erano di alta manifattura, ma le indicazioni sulla confezione, la provenienza e le modalità d'uso erano scritte solo in giapponese. A scoprirli sono stati le Fiamme Gialle di Pordenone durante un controllo tra i banchi dei tanti espositori della Fiera del Gioco, del Fumetto e dell'Intrattenimento, organizzata nel weekend nello spazio espositivo del Friuli Occidentale. Tra i molti stand, i militari hanno individuato quello di un imprenditore di Cesenatico, attivo nella vendita di giocattoli giapponesi a tema robot e manga, su cui, posti in vendita a prezzi peraltro considerevoli, spiccavano decine di modellini e peluche di personaggi di maggior richiamo per i tanti appassionati del settore. In parte di questi, però, per un totale di 82 pezzi, sulla confezione c'erano le sole indicazioni in lingua giapponese, quindi senza la marcatura CE. I militari del nucleo di polizia economico-finanziaria hanno sequestrato la merce ed elevato una sanzione amministrativa che potrà andare da 1.500 a 10.000 euro. L'imprenditore, rivolgendosi alla locale Camera di Commercio, potrà comunque regolarizzare i giocattoli apponendovi le indicazioni richieste dalla legge per la lecita commercializzazione sul territorio europeo. Stroncato da un arresto cardiocircolatorio, un uomo di 67 anni di Cave del Predile a Tarvisio
L'uomo si trovava nella sua abitazione di via Giuseppe Garibaldi quando è stato colto da un malore intorno alle 15 di ieri. All'arrivo dell'equipe medica sono state avviate le manovre di rianimazione, ma per il pensionato non c'è stato più nulla da fare se non decretare il decesso. Sul posto anche i carabinieri di Tarvisio. Tragedia questa mattina in via Roma, a Ronchi dei Legionari, dove un uomo di 40 anni è morto a seguito di un infarto cardiocircolatorio che non gli ha lasciato scampo. Sul posto sono intervenuti l'equipaggio del soccorso, un'automedica, gli agenti della Polizia di Stato. È un uomo di 43 anni rimasto ferito intorno alla mezzanotte e mezza a seguito di un incidente accaduto a Campoformido, lungo la strada che conduce a Carpeneto. Per causa al vaglio dei carabinieri di Udine, l'uomo ha perso il controllo della BMW che stava conducendo ed è finito cappottato in una canaletta a bordo strada, restando incastrato. È stato liberato dai vigili del fuoco che poi lo hanno affidato alle cure mediche dei sanitari. È stato accolto al Santa Maria della Misericordia. Un uomo di 60 anni è rimasto vittima di un infortunio domestico, e qui siamo a Grado, all'interno del suo casone in laguna in località Morgo. Poco prima delle 10 di questa mattina è caduto, ha riportato delle lesioni alle gambe. La Sores ha inviato l'elicottero sanitario che ha trasportato in volo l'infortunato al Santa Maria della Misericordia di Udine, allertati anche i vigili del fuoco con una motobarca. Dall'agroalimentare il marchio Io Sono Friuli Venezia Giulia si estende a tutte le realtà di eccellenza della regione. 200 le aziende che hanno aderito nel primo anno dalla creazione del brand. Oggi il convegno a Udine per fare il punto. Un marchio importante per veicolare quelle che sono le eccellenze del Friuli Venezia Giulia. Io sono Friuli Venezia Giulia, compie un anno. Qual è il bilancio? Allora, è un bilancio sicuramente positivo in un anno difficile come quello appena trascorso. È un bilancio che parte anche dal riuscire a avere l'evidenza che quanto messo in attività con Io Sono Friuli Venezia Giulia è completamente diverso rispetto all'idea delle certificazioni e delle garanzie sui prodotti. L'idea è quella di avere una vision unica in tutti i settori che compongono questa nostra regione, dal turismo alla cultura piuttosto che alle bellezze naturalistiche, per riuscire a lanciare un messaggio unico e coordinato che possa far capire quanto è importante una regione come Friuli Venezia Giulia, le sue eccellenze, le sue qualità, ma anche la sua propensione alla sostenibilità. Siamo in una fase chiaramente di crescita, e dopo la prima fase, che è stata più che altro per far capire qual era il significato e quali erano i contenuti, adesso c'è una forte richiesta da parte delle aziende e anche di prodotti. Quante sono? In questo momento sono poco meno di 200 fra le aziende che hanno già ottenuto e quelle che sono in attesa di ottenere. Di che tipologia? Di tutte le tipologie, sia produttive, sia di servizi, sia di distribuzione. Ritorna tutti con le mani in pasta, la nona edizione dell'iniziativa che vede i maestri artigiani dell'etica del gusto aprire il loro laboratorio a chiunque voglia imparare i segreti dell'arte bianca, in programma sabato 27 e domenica 28 novembre. Dopo un anno di sosta forzata, ritorna sabato 27 e domenica 28 l'evento dell'etica del gusto, in cui i maestri artigiani dell'Associazione del Friuli Venezia Giulia aprono i loro laboratori per accogliere chiunque voglia imparare i segreti dell'arte bianca. I laboratori sono aperti a chi si è iscritto e le nostre realtà aprono i propri laboratori ai ragazzi e agli adulti, chi vuole proprio mettere le mani in pasta e vedere come lavoriamo noi artigiani soprattutto, e capire con che tipo di materie prime lavoriamo. Ed è importante anche la formazione, e ne parliamo con Filippo Spinelli per appunto parlare dell'Etica Academy. Sì, diciamo che è una realtà che esiste ormai da una ventina di anni sul territorio. Negli ultimi anni c'è stata una forte evoluzione del centro grazie all'apporto di tutti quelli che sono i soci dell'Etica del Gusto, in quanto questi si prendono cura della formazione base, i master, anche collegandosi a quelle che sono le scuole professionali della regione. Villa Tavagnacco a Manzano è la nuova sede del cluster Legno Arredo. Lo storico edificio è stato donato all'ente da Bancater. Oggi il taglio del nastro che simbolicamente inaugura il mandato e la linea del nuovo presidente Matteo Tononi in carica da maggio. Nuova sede, nuova direzione e nuovi orizzonti. Il cluster Legno Arredo del Friuli Venezia Giulia inaugura la nuova sede a Villa Tavagnacco di Manzano, dando il via ad un nuovo indirizzo, spinto dal nuovo presidente Matteo Tonon, che a maggio ha preso il posto di Franco Di Fonzo.
Sicuramente una nuova progettualità che guarda al futuro, che guarda possibili nuovi scenari positivi, che non vuol dire semplice, ma vuol dire nuovi scenari positivi, diventa anche un simbolo importante di ripartenza non soltanto di un comparto, ma di un intero territorio regionale che vuole tornare a vincere le sfide competitive. Torna al centro di quello che è stato e di quello che è il distretto della Sedia, torna a Manzano, ma voglio sottolineare come l'operatività del cluster non si esaurisca all'interno del distretto della Sedia, in quanto l'operatività del cluster ormai è sviluppata in chiave regionale. Voglio ricordare come siano fondamentali le progettualità su questo territorio, tanto sul territorio di Brugnera, che molte soddisfazioni dà, contando imprese importanti e forse fra le più importanti del nord-est o addirittura d'Italia. Un'attività sviluppata insieme alla regione FVG, con uno spazio importante dedicato al settore legno arredo in sviluppo impresa. Insomma, sappiamo benissimo quanto forte per il Friuli Venezia Giulia il comparto del legno arredo, sia per quanto riguarda la produzione interna sia per quanto riguarda le esportazioni. Guardi, noi oggi ci troviamo a Manzano, il triangolo della Sedia famoso, per diversi lustri ha caratterizzato la nostra regione. Con un pizzico di presunzione noi vorremmo far ritornare quel comparto a quei livelli. Cala il sipario sull'era Marchiori alla guida di Confcommercio Pordenone. Dopo 27 anni non sarà più lui il numero 1 dell'Associazione del Friuli Occidentale. In corsa, nell'assemblea in programma stasera, 2 vice, Giovanna Santini e Fabio Pillon. Si chiude dopo 27 anni la presidenza in Ascom Confcommercio Pordenone di Alberto Marchiori, che non si è ricandidato per il nuovo mandato. L'assemblea provinciale, in programma a partire dalle 20, eleggerà il nuovo numero 1, che sarà scelto tra 2 attuali vice, Giovanna Santin, a capo della categoria degli albergatori, e Fabio Pillon, presidente del mandamento di San Vito al Tagliamento. In concomitanza saranno eletti anche i 7 membri della giunta. Per Marchiori, in carica dal 1994 e che è stato anche alla guida dei commercianti regionali per 4 volte, si chiude un'avventura durata quasi 3 decenni, ma non il rapporto con Confcommercio, visto che per conto dell'associazione manterrà il suo ruolo a Bruxelles come membro del CESE, il Comitato Economico e Sociale Europeo, in seno al quale è l'unico rappresentante del commercio per l'Italia. Ed ora torniamo a Udine, perché è già tempo di strenne natalizie tra opposizione e maggioranza in Consiglio Comunale. Il curioso pupazzo di Babbo Natale, posizionato in Piazza della Libertà, ha infatti scatenato un vivace dibattito in città che dall'estetica è virato, coinvolgendo anche la politica. Nel frattempo l'installazione è già uno degli addobbi più fotografati del capoluogo friulano. Il Babbo Natale, posizionato sabato scorso al centro di Piazza della Libertà a Udine, sta scatenando un vivace dibattito tra gli udinesi. Molti i commenti negativi sull'installazione scelta per addobbare il terrapieno, sia per la posizione semisdraiata in cui è stato adagiato il pupazzo, sia per la staccionata azzurra posta attorno alla sagoma gialla, decorata con una moltitudine di paillette e lustrini rossi. C'è chi lo ha definito un Babbo Natale brillo, chi Santa Claus dei Simpson. Alle critiche che si sono scatenate sui social ci sono aggiunti anche i commenti di alcuni esponenti dell'opposizione, in primis quelli di Enrico Bertossi, capogruppo di Prima Udine, che ha definito l'installazione una nuova attrazione turistica capace di rovinare una delle più belle piazze d'Italia. Tra i vari detrattori anche Maria Grazia Santoro, architetto e consigliere regionale del PD, che senza giri di parole ha definito l'opera uno scempio. Alle critiche politiche ha risposto in difesa della giunta la capogruppo della Lega Nord in Consiglio Comunale Lorenza Ioan, invitando la minoranza a confrontarsi su temi più impegnativi. Mentre noi lavoriamo, ha replicato la consigliera, l'opposizione parla di Babbo Natale, renne e recinti. Finalmente i ruoli sono chiari. Una cosa è certa, in tanti si stanno fermando in questi giorni a guardare il pupazzo dal volto dorato, che diventerà, gioco forza, la nuova mascotte del Natale udinese 2021. Beantec e Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani scendono in campo insieme per il primo evento musicale in connessione. Il concerto ha visto i musicisti esibirsi in spazi diversi dell'azienda informatica di Udine, ma in connessione live. Un'azienda tech ed un'impresa culturale si mettono in gioco per dar vita al primo evento musicale live in connessione. Succede a Udine, dove nei giorni scorsi ha preso vita un concerto con una modalità di esecuzione originale ed innovativa. Gli spazi e le tecnologie della Beantec, azienda informatica friulana, sono stati messi a disposizione di 16 musicisti dell'Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani per la prima esecuzione assoluta del brano Far But Near, distanti ma vicini,
del compositore Mario Pagotto. Noi abbiamo organizzato la Beantech dividendola in stanze dove sono stati inseriti tutti gli apparati tecnologici che servono per far eseguire questo brano. È un brano che sarà eseguito in maniera sincrona, live, però ognuno sta nella propria stanza e poi sarà sincronizzato attraverso gli strumenti che comunque noi quotidianamente utilizziamo per la gestione dell'ufficio, come Microsoft Teams, con il supporto poi di tecnici per la parte audio. Noi crediamo molto in questi progetti, in particolare quando poi vengono protagonisti giovani, come in questo caso. È un progetto pilota in cui la tecnologia non è un mezzo per trasferire l'arte, ma diventa proprio parte integrante dello spettacolo stesso. È una tecnologia che permette di fare un evento live, quindi è anche una necessità che è stata imposta dalla pandemia. Tutti noi abbiamo fruito contenuti culturali grazie alla rete, grazie al digitale. È un modo nuovo di comporre ed eseguire la musica, un approccio 2.0 appunto della cultura. Siamo allo sport con l'Udinese in campo questa sera a Torino nel posticipo della 13ª giornata. I bianconeri di Gotti e Granata appaiati a 14 punti sono in cerca di rilancio in classifica. Appuntamento con Poltronissima a partire dalle 20:40. Grazie per l'attenzione e buona serata con i programmi di Telefriuli. Arrivederci.